Bella raga, ciao a tutti del Commendone Veneziano. Quarto di finale di Champions League, Borussia Atletico. E raga, oggi andiamo di partita intera, perché visto che in tanti mi avete chiesto tanti gli highlights, tante le partite intere, a questo punto voglio fare nelle partite importanti highlights e nelle partite meno importanti allora scusate ragazzi, vaneggio. Nelle partite importanti le partite intere, negli highlights, e nelle partite meno importanti gli highlights, quindi tipo quarti di Champions, semifinale di Coppa di Germania, partite di Bundes fondamentali, e tutta la partita. Su partite di Bundes meno importanti, cagate varie, invece andiamo di highlights, così accontentiamo tutti. Viva Tori. Boom. Non bisogna prendere gol in casa, speriamo bene, e vai verso la gloria. Occhio, grande Ter Stegen, che inizio di merda. Calma ragazzi, calma. Ok. Marchetto Royce. Bender. Pogba per Ferreira Carrasco. Carrasco! Cosa fa Carrasco? L'uomo della Champions! Ferreira Carrasco al 6° minuto su assist di Paulino Pogba. Courtois incazzato nero. Carrasco, l'uomo della Champions, l'uomo del destino, era un flop secondo la dirigenza e invece il Comenda ha sempre ragione. Ma calma ragazzi, che ricordo che è meglio uno 0-0 che un 1-1, quindi non abbiamo fatto niente. Paulino Pogba per Suarez. Dai Fioi. Royce ha provato un aggancio un po' difficile. Recupera Gabi. Madonna, ma Ferreira Carrasco, ragazzi. Cosa ha fatto il carro? Occhio. Oh, Fioi, non me lo seleziona più perché? Vai, non è mai fallo, però recupera l'Atletico. Se l'Atletico prova il forcing dell'Atletico. Bravissimo Hummels. Ramirez per Paulino Pogba. Paulino 2-0. Paulino Pogba 2-0, incredibile Borussia. Stiamo calmi, ma dopo la vittoria con Real Madrid non possiamo non battere l'Atletico, la squadra meno nobile di Madrid. Ma stiamo calmi, perché con un gol si riapre tutto. Eccolo qua, Coque. Va in... Madonna, gol di Diego Costa mi sembra. Non so se non ho visto chi ha segnato. No, forse vabbè, chi cazzo ha segnato non lo so, vaffanculo. Subito il 2-1, tutto riaperto. È meglio un 1-0 che un 2-1. I soliti errori comendiani, faccio perdere troppo, mi esalto troppo quando faccio un gol, eccetera. Calma. Questa partita non è finita così, ho paura. Non ci credo. Cosa ho buttato via? Occhio. Diego Costa. Bravi. Suarez. Ma Carrasco, mamma mia, il carro. Turan ha segnato probabilmente Oscar. Ancora errore, un momento di sbandamento per il Dortmund, ci chiede l'Atletico. Ter Stegen, mamma mia. Attenti ragazzi, attenti. Cross di Coque per Gabi, buttala via, 33esimo. Bravissimo Alaba, bravissimo Tramonto e Alaba, no. Dai cazzus. Occhio, no! Gol. Mamma mia. Panico. The panic. Marc-André Ter Stegen.
No, mi sono un po' in panico, ragazzi. Non mi aspettavo 1-0 così. La posta in gioco è altissima perché una semifinale di Champions è un sogno con una squadra così giovane, forte ma giovane. Dai, Fioi. Ricordo sempre che livello campione, ma lo sapete perché è scritto a inizio partita. Pressione del Madrid. Pressione del Madrid. Sono in difficoltà. Ai ai ai. Non ci credo. 2-2. Da 2-0 2-2. Adesso è dura. Mi sono esaltato troppo. Incredibile. Incredibile. Quello che è successo ha dell'incredibile. Sono scioccato, ragazzi. 2 gol subiti in cara sono veramente tanti. Brutto risultato. Proprio in silenzio sono. Vai Royce. Pazzesco, pazzesco. Allora, sono giù di nuovo, ero così contento, vedevo già la semifinale. 2 dormite su 2 rimpalli, su 2 cagate, comunque gol. Molto più belli i miei gol, chiaramente. Ma questo non importa, non si vince con i gol più belli, ma si vince con i gol in più. Incredibile, incredibile, ragazzi. Vai Bender, vai Bender, vai Bender. Siamo costretti a vincere con 2 gol subiti oggi, non possiamo pareggiare a 2-2, è troppo pericolosa. Solo con un pareggio su 3-3 o superiori vinciamo noi. Cosa un po' difficile. Anche perché il Vicente Calderón sarà un catino infernale. Occhio. Merda. Bravissimo, vai Ferreira Carrasco, vai Carrasco, vai Carrasco, l'uomo della Champions, l'uomo della Champions, non poteva fare di più, poveretto. Solo fare qualche cambio, grandissimo Bender, vai Bender, vai Royce, Royce al volo, Courtois c'è. Che da 2-0, qua colpa anche mia, però mi sono un po' seduto. E non puoi farlo in Champions. No, beh, no, perderla, perché sconfitta per 3-2 vuol dire l'eliminazione sicura. Erroraccio. Vai Suarez. Non ci voglio credere, me l'ha tolta all'ultimo. Suarez non lo vedo bene adesso da fare i cambi. Cambi. Rosa. Ciao, Pogba morto. Siamo anche stanchi, purtroppo. Rivière al posto di Royce. Pierre-Emerick. Fai Pierre-Emerick di qua. Vai. Bravissimo Baines. Vai Carrasco. Vai Carrasco. Vai Carrasco. Ah, lunga. Dai, vediamo se l'uomo del destino e Rivière può fare il golletto risolutore. 70esimo, 2-2 da 2-0 per il Borussia. Occasione buttata via. No! Bravissimo Tiagone. No, Tiagone però non... Stesso fuori gioco. Ah, cagare. Lì fuori del Borussia. Ma sì, tutti i rimpalli sono loro adesso. Dai, capito, devono fare il 3-2, dai. Dai, Strootman. Ancora recupera di Bava l'Atletico. Solito Atletico. Dai. Carrasco. Bravissimo Carrasco, bravissimo. Vai Rivière. Rivière per Emerick. Rivière per Emerick. Emerick appena entrato, 3-2. Siamo sopra al 77esimo, 3-2, partita pazzesca. Quarto di finale sublime da parte delle due squadre, un 3-2 micidiale del Borussia. A 10 minuti dalla fine, 10 minuti abbondanti, 13 più recupero, anzi fai 15 a sto punto. No, no, Mark grande.
ultra difensiva. La squadra appena fa un gol però si siede. Questo è perché siamo giovani, comunque c'è poco da fare. No! André! Miracolo! Triplo! Doppio miracolo di Marc André! Non ci credo, che sofferenze. Che partita, ragazzi, che partita! Una delle più belle partite della carriera comendiana. Anche se non va bene, ma anche se arriverà il 3-3 o quello che è, bellissima partita da parte di entrambe le squadre. Sarà un quarto di finale emozionante, che ritorno. No! Gol! 3-3, incredibile. Incredibile. Non finisce mai questa partita, 3-3. Mamma mia, 3 gol subito in casa. Fa un miracolo a Madrid, non ne credo. Carrasco. Dai, il gol alla fine. Rivière, l'uomo del destino! Emmanuel Rivière! 4-3! Come Italia-Germania, non ci credo! 4-3! Calma, vi prego, teniamo al manco il 4-3. Ma perché scappano, grande Stegen. Calma, teniamo palla, per favore. Non mi garantisce niente il 4-3, ma è meglio di un 3-3. Grandi 4-3, partita pazzesca. Ragazzi, subito ritorno. Vicente Calderón, il famosissimo Gustavo Gustavo Apollonio. Per il quarto di ritorno Atletico Borussia, 4-3 per il Borussia l'andata, partita epica. Ci ha salvato il culo alla fine l'uomo del destino, Emmanuel Rivière. Però abbiamo un altro giocatore che quest'anno sta facendo strage, che è capocannoniere in Champions e capocannoniere in campionato anche. Un certo Ferreira Carrasco, criticato da tutti, ma alla fine il Cume aveva ragione. Ma adesso concentration. Possiamo pareggiarla in qualsiasi modo. Con un 1-0 però siamo fuori. Con un 2-1 siamo fuori. Con un 5-4 però passiamo, per noi. No, sì, la carta la vedo un po' dura. Fuori gioco. Dai che vogliamo andare nella semifinale di Champions. Tanti errori in difesa comunque da parte di Atletico e Borussia, all'andata, per 4-3, risultato inaccettabile, cazzo. Mamma mia, Carrasco, vai. Carrasco, da pallone d'oro si segna. Carrasco, stavolta Courtois para. Tiro non irresistibile però. E Cef, mamma mia. Paolino Pogba, maestro, è importante fare un gol in trasferta, cazzo. Che partite, ragazzi, che partite. Comunque ci siamo, questa è la dimostrazione. Bravo Ter Stegen, bravo. Vai il contropiedone. Vai Carrasco, bravissimo, l'appoggia molto bene per Pogba, poi la perde Pogba e sbaglia Suarez. Bene ma non benissimo. Occhio. Dai però, nostra che bava. Dai che siamo già al 20°. Non ricordo che in Bundesliga siamo a 4 punti di vantaggio sul Bayern. Mi mancano, mi pare, 5 giornate. Bravissimo Carrasco, finta di corpo. Carrasco la butta in mezzo. Reus fuori. Fuori di Reus. Ma ci siamo, non sta giocando male l'Atletico stavolta. È partita molto diversa dalla partita d'andata. Cos'è? Madonna. Gol dell'Atletico senza senso. Dormita generale. Reus, tipica azione di Reus. Vaffanculo, va.
Che bavosi, mamma mia, un gol a caso che ho fatto. In questo momento siamo fuori, ragazzi. Dai Royce, dai Royce, dai Royce, dai Royce. Ma no, addio. Classica partita bug, chi lo sa? Io mi lamento perché non voglio perdere con l'Atletico, anche perché deve giocare anche il Milan con l'Atletico, visto che già perderemo noi, almeno io voglio vincere. Cazzo succede? Oddio, la televisione sta per spegnere, perché? Cosa ho messo il timer? Ok, scusate Vanesi, vai, torniamo al gioco. Vai Royce. In questo momento il Borussia è incredibilmente fuori, con un tiro a caso dell'Atletico, su un'azione su una rimessa. No, qualcuno si è fatto male. Classica partita storta. Thiago Silva infortunato. Ai ai ai, la vedo brutta adesso. Sembra girare tutto male. Non possiamo fare l'impresa. Suarez non è in forma da mettere Righiera ancora. Rigo! Ma che porco. Ma dai! Ma dai, merda umana, la fa. Sto centrale, non mi interessa. Sì cazzo, siamo ancora vivi. Vaffanculo, ne credo un rigore inesistente, cazzo. E non mi interessa, lo vediamo alla Moviola. Adesso deve girare la partita su questo rigore. Su questo rigore deve girare la partita. Deve girare la partita su questo rigore. E deve girare. Che cazzo. Dai, dai, veloci però, dai, mamma mia. Vabbè, però allora, dai, sti la catapalle spagnoli. Oh. Non ho parole. Non ho parole, fioi. Oh. Non ho parole per descrivere questo momento di buggosità. Come sprecare 5 minuti di recupero al primo tempo. Bene. Vai. La partita deve girare su quel rigore. C'è niente da fare. O gira su quel rigore o è finita. Sostituzione intanto, che qua c'è Thiago Silva che non sta bene. Thiago lo dobbiamo togliere. Allora mettiamo il Subo. Fuori Suarez che mi ha deluso. E togliamo anche Carrasco per Pierre-Emerick. Pogba deve rimanere in campo, e vabbè. Pogba con la sua fisicità può sempre dare una mano anche se stanco. Dai veloci, hanno sbagliato il rigore, la possiamo cambiare questa partita, non è scritta ancora. Hummels, Ramirez. Bravissimi, bravissimi. Attenzione, no. Incredibile, perdiamo sta partita. Se veniamo eliminati così, no. Grande Baines, no, non ci credo. Non ci credo, cioè. In realtà non stiamo meritando un cazzo, però mi dà fastidio, mi dà fastidio. Grandissimo passaggio per Royce. Dai Royce. Ma vaffanculo, però non è possibile sbagliare ste robe. Ah beh, a sto punto è meritata l'eliminazione. Stiamo giocando male noi, stiamo giocando male purtroppo. Non hanno sbagliato anche un rigore, più occasioni. Speriamo nella dea bendata in questo momento, perché non vedo altre soluzioni purtroppo. Fa quello che vuole l'Atletico, il Vicente Calderon. Occhio. E vaffanculo, grande Alaba. Vai Royce, regalaci il sogno Royce. Vai Royce.
anticipato onestamente, bravissimo Ramirez, e poi sul rimpallo vincono loro. Incredibile, incredibile. Offensivi, speriamo. 70esimo, siamo a un passo dal Barat. Vai Pier, parata. Lois, e c'è il gol di Hummels. Hummels 1-1, 1-1 di testa, incredibile calma. Ultra difensiva. Siamo a 15 minuti dalla semifinale, non ci credo. Silenzio, silenzio, non è successo niente, non è successo niente. No. Bravi. Teniamola, teniamola. No, attenzione, sono sbilanciatissimi. Aubameyang per chiuderla. Aubame per chiuderla. Aubame. Courtois recupera. Forse poteva stare andando un po' più avanti. Non ci credo. Ramirez. Rivière fuori. Vi prego, Fio, vi prego. Andiamo a vincerla, andiamo a vincerla, andiamo a vincerla, andiamo in semifinale, Beppe, ti prego. Oh merda. Gol dell'Atletico incredibile. Gol dell'Atletico incredibile. Lo sapevo, guarda, ci hai scommesso qualsiasi cosa. Non ho parole, non ho parole. Non ho parole per descrivere lo schifo di questa cosa. Guarda, calcio d'angolo e perdiamo altro tempo, andate a fare in culo, la Spagnola del cazzo. Vai Pier. Vai Pier. Gol! 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 2-2 al 90esimo, Pogba! Sì cazzo! Sì cazzo, non ci credo. Ti prego alla fine, come un Milan Ajax. Un 3-2 che ci ha dato dopo la Champions 2003. Non prendiamolo subito, però vi prego, Fioi. Buttala via. Buttala via. Ed è finita! Siamo in semifinale, non so neanche io come. Non so neanche io come. Semifinale. Semifinale Beppe. Semifinale Beppe all'ultimo secondo. All'ultimo secondo era finita e siamo arrivati in finale. Grazie ragazzi, grazie, voglio bene, merito vostro, del vostro supporto comendiano. Un saluto dal comendone veneziano, ciao. Fanculo Madrid, fanculo Madrid. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.